Incidente mortale nel primo pomeriggio a Porte Grandi, 42enne si schianta con la sua auto contro un bus a TVO carico di 50 passeggeri diretti a Jesolo. L'uomo perde la vita, 5 persone ferite, 4 tra i passeggeri. Tragedia sfiorata sul terraglio a Preganziò, il 72enne di Mogliano perde il controllo dell'auto che esce di strada e si ribalta in un fossato. L'automobilista salvato dai vigili del fuoco vivo per miracolo. Carburante, il colosso British Petroleum annuncia razionamenti per 4 aeroporti italiani, ci sono Venezia e Treviso, priorità voli ambulanza e di Stato. Le conseguenze della guerra in Iran potrebbero estendersi anche al settore farmaceutico con carenze e aumenti di prezzo. Delitto di Monticello Conte 8, il 28enne romeno coinquilino di Tiziano Segato si avvale della facoltà di non rispondere davanti al GIP, resta in carcere accusato di omicidio preterintenzionale. Paura ad Asiago per l'incendio scoppiato in un residence, vigili del fuoco in azione per spegnere le fiamme, fortunatamente nessun ospite della struttura ferito. La rabbia del titolare del supermercato di Campo San Piero colpito da una spaccata, le telecamere riprendono i banditi in azione, un blitz di pochi minuti, danni ingenti. Domani messa dalla Basilica di San Marco, presieduta dal Patriarca di Venezia Monsignor Francesco Moraglia, diretta dalle 10 su Antenna 3. Pasqua in tavola con i dolci della tradizione, anche se in molti scelgono un dolce tipico di Napoli, sempre più apprezzata la pastiera. Buonasera e ben ritrovati con l'edizione del Veneto dei nostri telegiornali. Apriamo con la pagina dedicata alla cronaca, perché purtroppo quella di oggi è stata una giornata contrassegnata dagli incidenti stradali. Il più grave si è verificato a Porte Grandi nel primo pomeriggio, con una persona deceduta e altre 5 rimaste ferite nell'impatto tra un'auto ed un autobus. Non appena pronto il servizio ve lo proporremo. Intanto vediamo un altro servizio relativo alla tragedia sfiorata questa mattina lungo il terraglio. All'arrivo sul posto abbiamo trovato la macchina ribaltata con la persona all'interno. Il personale del 118 stava già provvedendo a una stabilizzazione e abbiamo dovuto per prima cosa tagliare la porta e toglierla. Dopo, con strumentazione in dotazione, siamo riusciti a districare il passeggero. Aveva una gamba incastrata sotto, diciamo, tra il volante e l'abitacolo. Definirlo vivo per miracolo non è un'esagerazione. La carambola lungo il terraglio verso mezzogiorno e mezzo è stata spaventosa, con l'auto, una BMW X-Drive, finita capovolta nel fossato con almeno 50 cm d'acqua. All'interno un 72enne di Mogliano Veneto. Immediato l'allarme, l'arrivo sul posto di SUEM 118 e vigili del fuoco sia da Mestre che da Treviso. C'era l'acqua, non avevamo visibilità, comunque siamo riusciti a fare lo stesso il tutto, diciamo. Quindi è stata un'operazione complessa. Sì, non è stato semplice all'inizio, però pian pianino, con calma, siamo riusciti, anche con l'aiuto del 118, siamo riusciti a portare a termine la cosa, insomma. Il 72enne viene medicato, è cosciente e viene portato poco dopo al Cafoncello per tutte le cure del caso, mentre la regolazione del traffico e i rilievi vengono affidati agli agenti della Polizia Locale e del Corpo Intercomunale. Stando a una prima ricostruzione, l'uscita dalla sede stradale sarebbe stata del tutto autonoma, da verificare la velocità del mezzo. Di certo la mobilitazione è stata ampia, così come meticolose le operazioni di recupero della BMW finita completamente distrutta. Incubo prezzi, Pasqua da record alle pompe di benzina nonostante i tagli delle accise del governo. Non basta, dicono gli artigiani della CGA, e questo nel giorno in cui il colosso British Petroleum annuncia razionamenti per 4 aeroporti italiani. Ci sono Venezia e Treviso, priorità voli a ambulanza e di Stato. Le ombre del caro gasolio si allungano sui cieli a nord-est, con i razionamenti che da semplici ipotesi diventano realtà. Ci sono infatti il Canova di Treviso e il Marco Polo di Venezia tra gli scali che nei prossimi giorni subiranno limitazioni al carburante, e questo almeno fino al 9 aprile. Gli altri aeroporti, tutti nel nord del paese, sono Milano Linate e Bologna. A confermarlo in una nota è Air BP Italia, che fa parte del colosso britannico British Petroleum. Priorità sarà data ai voli ambulanza, ai voli di
di Stato e ai voli con durata superiore a 3 ore. Per tutti gli altri ci sarà una distribuzione contingentata. Parole chiare con il gruppo Save che ha in gestione Treviso-Venezia, ma anche il Catullo di Verona, costretto nel pomeriggio a chiarire che l'operatività sarà garantita senza alcun allarmismo. Il problema è relativo a un solo fornitore, dicono da Save, sottolineando che nessuna limitazione è posta per i voli intercontinentali e per l'area Schengen, ma è chiaro che solo la punta dell'iceberg nelle ore in cui si registrano nuovi record. Basta guardare alle pompe di benzina, in alcuni impianti si superano i 2,20 euro al litro per il diesel in modalità self, e questo sulla rete stradale ordinaria e con i tagli delle accise operativi e prorogati al 1 maggio per 0,25 centesimi, misura che da sola sembra non bastare. Servirebbe fare di più perché molte famiglie stanno soffrendo di questo. Incide sulla gita di Pasqua e Pasquetta, probabilmente la gente spenderà per Pasqua e Pasquetta, ma dopo avrà sicuramente guarderà le proprie tasche per risparmiare in altre cose, sostanzialmente nella spesa piuttosto che nel vestiario, in altre cose in sostanza, nelle ferie anche. Molto di più, anche perché gli stipendi non aumentano e quindi ce la giochiamo di giorno in giorno, diciamo. A parlare però sono anche i gestori di carburante, da loro un triplice appello all'esecutivo. Dire alla Guardia di Finanza che può starsene a casa, perché almeno parliamo delle zone che conosco io, quindi sicuramente in Veneto non c'è la speculazione di benzinai. Il secondo, quando fa un decreto, che non vada a mettere cose assurde dentro e irrealizzabili, con sanzioni che fra l'altro per le compagnie sono ridicole. Terzo, che tenga presente che i gestori sono comunque una componente importante del sistema e che devono essere aiutati. Più che a Roma guarda Bruxelles il mondo della manifattura e dell'impresa, così gli artigiani della CGA di Mestre. Servono misure temporanee a partire dalla sospensione del patto di stabilità, interventi strutturali all'altezza della crisi, come ad esempio l'introduzione di un nuovo Next Generation EU. E le conseguenze della guerra in Iran potrebbero estendersi anche al settore farmaceutico, con carenze ed aumenti di prezzo. A rischio anche le forniture di elio che serve per il funzionamento delle risonanze magnetiche. Se il conflitto in Medio Oriente dovesse protrarsi per altri 2-3 mesi, a tanto ammontano le nostre scorte, le conseguenze della guerra potrebbero arrivare a farsi sentire anche su prezzi e approvvigionamento di farmaci. I principali fornitori per l'Italia sono India e Cina, e la chiusura dello stretto di Hormuz comporta, come per tutte le altre merci, rotte molto più lunghe sulle quali incide poi il caro carburante. Ecco che il primo effetto potrebbe essere quello di un aumento del prezzo, soprattutto di alcuni medicinali. Potrà interessare anche i farmaci che l'aumento del petrolio. Voi sapete che la filiera del farmaco parte sia dalle materie prime, ma parte anche dai contenitori, per cui utilizziamo la plastica, il vetro, tutto quello che ci va dietro. Il problema che può sorgere è più sui generici, che sono quelli che noi importiamo prevalentemente. Il costo dei generici può anche subire un lieve rialzo, però ritengo che per adesso dobbiamo stare tranquilli, penso, e non dico sicuri, però neanche con una grande allerta. Un problema di carenza di farmaci si era già verificato sia con il Covid sia dopo lo scoppio della guerra in Ucraina, con difficoltà nel reperire sia alcuni medicinali sia i materiali come l'alluminio per la realizzazione dei blister o del vetro farmaceutico per le fiale. Potremmo dire del paracetamolo che potremmo anche avere un momento di defiance, qualche antitumorale, però come mancano quelli dipende dall'importazione, dipende dalle materie prime, da dove arrivano e da dove arrivano i farmaci, perché noi abbiamo anche farmaci che arrivano da Israele, per cui abbiamo il problema, il conflitto anche lì, per cui ossia, in questo momento è un po' difficile. Se avessimo la produzione tutta in Italia o in Europa saremmo molto più tranquilli. La senatrice di Italia Viva Daniela Sbrollini ha presentato 2 interrogazioni al ministro della Salute Orazio Schillaci, sia per il rischio negli approvvigionamenti di farmaci sia per le forniture di elio indispensabile per il funzionamento delle risonanze magnetiche. Noi sappiamo che non siamo autonomi anche da questo punto di vista, e se il conflitto dovesse durare, questo
significa che saranno a rischio molti farmaci, dai salvavita agli antibiotici ai farmaci oncologici, e anche per quanto riguarda le risonanze magnetiche, stesso problema per la carenza poi di elio. Quindi dobbiamo attuare immediatamente un piano di emergenza nazionale per far fronte a questa crisi che già oggi rischia purtroppo di essere davvero drammatica. La cronaca giudiziaria ora con il delitto di Monticello con Teotto nel Vicentino. Il GIP non ha convalidato il fermo ma ha disposto la misura in carcere per il 28enne accusato della morte del camionista 64enne Tiziano Segato. Si è svolto l'interrogatorio di convalida del fermo disposto dal pubblico ministero e il mio assistito si è avvalso della facoltà di non rispondere, ed era anche opportuno in questo momento, considerando lo stato comunque per sostenere un interrogatorio ci vuole comunque lucidità, per cui in questo momento è apparso opportuno non rendere ulteriori dichiarazioni, eventualmente chiederemo un interrogatorio più avanti. L'avvocato difensore Giuseppe Viggiani lo spiega all'uscita dell'udienza di convalida del fermo del suo assistito Viktor Tamashuk, 28enne, che resta in carcere con l'accusa di omicidio prederitenzionale per la morte del camionista Tiziano Segato. Il GIP non ha convalidato il fermo, ma ha disposto la misura cautelare in carcere. Il delitto di via Fogazzaro a Cavazzale di Monticello con Teotto resta avvolto così in due verità contrapposte. Una decisione che recepisce l'impianto accusatorio del PM Hans Roderick Blattner. Per gli inquirenti il quadro è chiaro: una lite tra coinquilini degenerata in un pestaggio violento e prolungato. Segato sarebbe stato colpito a pugni e calci ripetutamente fino a perdere conoscenza. Quanto a iniziali ammissioni dell'indagato, l'avvocato Viggiani è netto. Non mi risultano delle dichiarazioni sottoscritte e firmate rese in presenza del difensore, quindi sono delle ipotesi che sono ventilate fuori dal contesto processuale e fuori dalle dichiarazioni del mio assistito, che si è avvalso sia dinanzi al PM giovedì sera che stamattina della facoltà di non rispondere. L'autopsia sarà eseguita martedì prossimo. Tamashuk comunque respingerebbe l'ipotesi di un'aggressione deliberata. Avrebbe raccontato di essersi svegliato e di aver trovato 4 persone mentre picchiavano la vittima. Una versione però che non collima con gli elementi raccolti dalla squadra mobile diretta dal vicequestore Ortensi. Per ora insomma resta un punto fermo. Una vita spezzata, quella di Tiziano Segato, nel giorno del compleanno, e una comunità sotto shock. Per questo l'avvocato Viggiani conclude. Un pensiero, sia da parte mia che da parte del mio assistito, comunque ai familiari della persona offesa. Penso che la priorità in questo momento sia comunque esprimere cordoglio per i familiari che hanno perso un caro in una situazione grave. Ed ancora cronaca, un furioso incendio scoppiato intorno a mezzogiorno ha devastato in parte il residence Rendola ad Asiago, accorsi i pompieri da mezza provincia. Vediamo. Mezzogiorno di fuoco ad Asiago. Intorno a quell'ora è scoppiato un furioso incendio che ha interessato l'albergo Residence Rendola nell'omonima via, struttura di proprietà di Domenico Vescovi, attualmente oggetto di lavori di ristrutturazione. Secondo le prime ricostruzioni, il rogo si sarebbe sviluppato da una delle stanze utilizzate dagli operai impegnati nella manutenzione. In pochi minuti le fiamme si sono propagate con rapidità, raggiungendo il tetto dell'edificio e distruggendone una parte significativa. Una colonna di fumo denso e scuro si è alzata visibile a chilometri di distanza, destando forte preoccupazione tra residenti e turisti dell'altopiano. L'allarme antincendio era partito subito. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco giunti da Asiago, Bassano, Schio e Tiene, supportati dall'autoscala arrivata da Vicenza. In tutto una trentina di pompieri impegnati nell'operazione di spegnimento, particolarmente complesse proprio per l'estensione delle fiamme e per la struttura in legno del cantiere. L'incendio è stato domato intorno alle 14, evitando che le fiamme si propagassero ulteriormente all'intero stabile. Sul posto anche le autorità cittadine che hanno seguito da vicino l'evolversi della situazione.
Fortunatamente non si registrano feriti, ma i danni sono ingenti e ancora in fase di quantificazione. Restano da chiarire le cause dell'incendio, su cui sono in corso gli accertamenti dei tecnici, dei pompieri e dei carabinieri della stazione. Paura, fiamme e apprensione dunque, ma con un esito che poteva essere ben più grave. Ed un vasto incendio questa mattina è divampato nella zona boschiva vicina al ponte di Vidor. Siamo in provincia di Treviso e in queste giornate festive c'è anche apprensione per le grigliate di Pasqua e Pasquetta, vista l'allarme lanciato dalla Regione per il rischio incendi in Veneto, soprattutto nella fascia pedemontana. Non me ne sono accorto neanche io, è mia figlia che se n'è accorta che era fuori, io ero dentro e non me ne sono accorto. E subito dopo abbiamo chiamato i pompieri dopo una quindicina di minuti. E poi ci sono tante famiglie che abitano qui vicino? Sono parecchi, sì. Fiamme e paura a Covolo di Pederobba, poco dopo mezzogiorno, dove un incendio è divampato all'improvviso a ridosso del ponte di Vidor, in un'area boschiva particolarmente sensibile e con case nelle vicinanze. Il rogo ha aggredito in pochi minuti la vegetazione secca, mangiandosi letteralmente un canneto su un fronte di circa 500 metri quadri. Immediata la macchina dei soccorsi, 3 squadre dei vigili del fuoco con 6 mezzi e i volontari AVAB di Valdobbiadene e Pederobba con complessivi 16 uomini e 5 mezzi che hanno lavorato senza sosta per contenere le fiamme e impedire che il vento le spingesse verso la boscaglia più fitta. Sul posto anche la protezione civile e i carabinieri forestali per il monitoraggio e i primi accertamenti. La fortuna ha voluto che il Piave fosse vicino e i mezzi abbiano potuto pescare l'acqua direttamente dal fiume. La densa colonna di fumo, visibile a chilometri di distanza, ha attirato l'attenzione di automobilisti e residenti con segnalazioni arrivate da tutto il territorio. Ancora incerte le cause dell'incendio, le operazioni di spegnimento e bonifica proseguono per evitare nuovi focolai. Inutile negare che l'apprensione di questi giorni sarà rivolta soprattutto alle grigliate di Pasquetta. State attenti, state lontani dai boschi e cercate, quando avete fatto la vostra grigliata, buonissima grigliata, di spegnere le braci prima di andare via. Quello è molto importante perché parecchi incendi negli anni succedono quando la gente va via, lascia le braci lì, magari un colpo di vento, anche perché comunque questo periodo qua è un periodo anche ventoso, molto ventoso, ed è facile il fuoco. Nei giorni scorsi proprio la Regione Veneto aveva dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi per i territori comunali a rischio nelle province di Belluno, Treviso, Verona e Vicenza, vietando tutte le operazioni che possono creare pericolo o possibilità di incendio in aree boscate, cespugliate o arborate. Torniamo ora alla notizia con la quale abbiamo aperto questo telegiornale, la tragedia che si è verificata nel primo pomeriggio di oggi a Porte Grandi con lo scontro tra una vettura ed un bus. Un uomo ha perso la vita, altre 5 persone sono rimaste ferite. L'ipotesi più concreta nella ricostruzione delle forze dell'ordine è che l'auto abbia invaso la corsia opposta improvvisamente, impedendo all'autista del bus di evitarlo. Cosa abbia provocato questo sbandamento è tutto da capire. Restano per ora i rottami della vettura dove un 42enne di Marcona ha trovato la morte nell'impatto tremendo con il mezzo di ATVO. 50 persone a bordo, 4 di queste ferite, compreso il conducente, tutti sotto shock. Nel computo dei feriti però la più grave è la donna che si trovava nell'auto della vittima, lato passeggero, portata a Mestre. Ore 15, Porte Grandi, località Trezza, è qui che il dramma si consuma in pochi istanti. Il tranquillo viaggio dei passeggeri diretti verso Jesolo si spezza nello schianto contro il SUV, che dopo il frontale finisce sul guardrail. L'autista di ATVO, un 60enne di Eraclea, sterza in tempo almeno per evitare un impatto più forte e conseguenze più gravi. Dopo lo scontro il mezzo viene evacuato attraverso la botola di emergenza. I vigili del fuoco, la polizia locale e il SUEM accorrono per prestare soccorso. Per il 42enne alla guida dell'auto non c'è nulla da fare. La donna al suo fianco è grave, viene elitrasportata all'ospedale dell'Angelo. Lievi 4 feriti tra i passeggeri, tra questi una signora fatta uscire dal vetro anteriore. Le sue condizioni non desterebbero preoccupazione. Sul posto anche il mezzo di soccorso di ATVO è uno sostitutivo per portare i passeggeri a destinazione. Inevitabili disagi al traffico lungo la strada chiusa nei 2 sensi di marcia per consentire le operazioni di soccorso.
Ancora cronaca dal Padovano, spaccata in un supermercato del centro di Campo San Piero. Il cappuccio calato sul volto, lo zaino per nascondere la refurtiva. Le telecamere del supermercato hanno ripreso i ladri entrati 2 notti fa nel punto vendita Despar di via Cordenona a Campo San Piero. 2 minuti appena, tanto è servito ai malviventi per araffare i soldi nelle casse e alcuni prodotti sugli scaffali e poi scappare lasciando il negozio devastato. Prima infatti 2 malviventi hanno sfondato la vetrina a calci e con un piede di porco. La spaccata al supermercato in pieno centro di Campo San Piero è stata ripresa dalle telecamere di videosorveglianza del negozio che hanno catturato le immagini dei 2 ladri incappucciati mentre fanno irruzione intorno alle 2 di notte tra giovedì e venerdì, immagini che ora sono al vaglio dei carabinieri. L'allarme del supermercato è scattato, ma i malviventi in pochi minuti si sono dileguati, forse aiutati da altri complici che li stavano aspettando in auto. Il titolare del Despar, Thomas Astone di Volpago del Montello, dopo aver fatto denuncia ai carabinieri, ha mostrato le foto delle vetrate in frantumi e si è sfogato per i danni ingenti subiti dal negozio. Abbiamo spaccato la vetrata, come potete vedere, e sono entrati recandomi un danno di migliaia di euro. Purtroppo è una situazione indecorosa e anche di paura, quello che viviamo qui nel centro storico Campo San Piero, una situazione di degrado, di gente che comunque ruba sistematicamente e delinque. Il giovane gestore del punto vendita chiede che nel centro di Campo San Piero venga potenziata la videosorveglianza perché nell'ultimo periodo i furti sono aumentati. Pasqua da tutto esaurito sul litorale veneziano tra turisti provenienti dall'estero e veneti che raggiungono la costa per un primo assaggio di bella stagione. Sul fronte sicurezza, zone rosse nelle aree sensibili e metal detector alla polizia locale. Le presenze non tardano ad arrivare, quindi abbiamo un ottimo numero sia di italiani ma che di stranieri da Austria, Germania e Svizzera, e quindi è assolutamente un dato molto positivo perché i tassi di occupazione degli alberghi aperti, abbiamo circa un centinaio di strutture aperte in questo momento, sono prossime al 100%. Si va verso una Pasqua da tutto esaurito nel litorale iesolano, festività pasquali che segnano ormai un trend più che positivo di presenze nelle strutture alberghiere. A favorire il bel tempo previsto per tutto il Ponte Lungo, le scuole chiuse e una festività sentita soprattutto da tedeschi, austriaci e svizzeri che hanno raggiunto la costa adriatica in massa. Vedono e nella Pasqua e anche negli eventi successivi, in questo caso il Festival degli Aquiloni, ma poi successivamente ricordiamoci che abbiamo anche la festa del 1° di maggio con l'Ironman sempre nella stessa data, e successivamente iniziano quelle che sono le vere feste austriache e tedesche con l'Ascensione, a seguire la Pentecoste e il Corpus Domini, date che già si vedono belle cariche dal punto di vista dell'occupazione. Quest'anno abbiamo lavorato anche un po' d'anticipo, quindi creando le condizioni perlomeno in un tratto di 8 km di arenile, per cui non ci fosse più la duna di protezione invernale, fosse tutto già spianato. E se Jesolo comincia con le festività primaverili ad assaggiare l'estate, la città si fa per questo trovare pronta anche sul fronte della sicurezza, attualmente già in vigore le zone rosse. Interessano 3 aree di Jesolo: Piazza Milano, la stazione degli autobus e l'area che va da Piazza Casabianca a Piazza Aurora. Le zone rosse erano già state sperimentate lo scorso anno, hanno dato ottimi risultati e quindi sono state riproposte in questi giorni di Pasqua e poi successivamente per il ponte del 25 aprile. Sono soprattutto un deterrente perché poi il numero di allontanamenti è stato veramente esiguo lo scorso anno. A questo abbiamo agganciato anche tutto il tema dei controlli, quindi la polizia locale è fuori anche in questo momento con le unità cinofile, con i metal detector in funzione preventiva, perché sappiamo che il tema dei coltelli è attualissimo in questo momento. Anche le forze dell'ordine sono coordinate in vari servizi in giro per la città, quindi contiamo che sia una Pasqua anche quest'anno in massima sicurezza. Ed ora le celebrazioni per la Settimana Santa, folta partecipazione ieri sera alla Via Crucis lungo le vie di Treviso, partita dalla chiesa di San Francesco per ricordare gli 800 anni dalla morte del Santo di Assisi. La processione ha toccato con momenti di riflessione diversi punti della città. Momento particolare quando anche la movida giovanile del venerdì sera si è fermata al passaggio della croce.
Anche la Movida trevigiana si è fermata al passaggio della Via Crucis nel Venerdì Santo in città. Un contatto in piazzetta Trentin voluto e ragionato nella processione partita dalla chiesa di San Francesco per ricordare gli 800 anni dalla morte del patrono d'Italia, con le riflessioni tratte dai suoi scritti, ad iniziare dalla sua preghiera universale: Fratello Sole, Sorella Luna. Centinaia le candele tra gli oltre mezzo migliaio di fedeli che dalla chiesa si sono spostati verso la prima stazione al Ponte de Pria, dove il dolore di Maria sotto la croce oggi è quello delle madri di tutte le guerre. Per le madri ucraine, russe, palestinesi e di tanti altri luoghi in cui i figli migliori sono sacrificati nella guerra, preghiamo. Un palazzo municipale illuminato solo da ceri votivi ha accolto la folla di fedeli dietro alla secolare croce dei Battuti, uno dei simboli sacri di Treviso. Chiaro il riferimento ai nostri amministratori davanti al palazzo della comunità. Perché ci lasciamo volontariamente spogliare da tutto ciò che è superfluo, non spendibile per il bene comune. Infine la processione, dopo il passaggio lungo via Cornarotta, è arrivata ai piedi della cattedrale per l'adorazione del crocifisso in Duomo. Forte il richiamo del vescovo Michele Tomasi alla fratellanza e alla pace. Nostro seguire questa croce significa che oggi abbiamo portato per le vie della nostra città ciò che importa a noi, a ciascuno e ciascuno di noi, ma alla nostra città, alla nostra comunità, per la nostra convivenza. Abbiamo portato tutte le povertà dei deboli, dei fragili, di quelli che forse non hanno risorse per vivere, ma di quelli che sono soli, abbandonati, per tutti quelli che non hanno risorse di senso, che potrebbero avere tutto, eppure non riescono a essere felici e non riescono a guardare al di là del loro sguardo ristretto, incontrando fratelli e sorelle con cui camminare insieme, con cui costruire una città bella, una città abitata di amore, di solidarietà e una città che continui a pregare per la pace. E domani mattina, giorno di Pasqua, vi trasmetteremo in diretta dalle 10 la Santa Messa di Pasqua presieduta nella Basilica Cattedrale di San Marco dal Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia. Nel giorno di Pasqua rinnoviamo come tradizione un appuntamento con voi nostri telespettatori. Domani mattina a partire dalle ore 10 trasmetteremo in diretta il solenne pontificale di Pasqua, la Santa Messa che il Patriarca di Venezia, Monsignor Francesco Moraglia, presiederà dalla Basilica Cattedrale di San Marco a Venezia, uno dei luoghi simbolo della cristianità in tutto il mondo, ma anche per la nostra città e per il Veneto. Una diretta che, come servizio pubblico, nel senso a disposizione del pubblico, facciamo molto volentieri con il desiderio di portare l'annuncio di Pasqua, le parole del Patriarca Francesco, in particolare a chi è impossibilitato a muoversi da casa e a partecipare in presenza. Dopo la messa, nel nostro TG della sera, ascolteremo anche gli auguri di Pasqua che il Patriarca ci ha dedicato in un'intervista. E a proposito dei riti pasquali di questi giorni, molto profonda è la riflessione offerta dal Vescovo di Chioggia, Monsignor Giampaolo Dianin, ai nostri microfoni. La Pasqua di Cristo per noi credenti è il fondamento della nostra fede, della nostra speranza, di tutto ciò che noi siamo e viviamo. E questo annuncio vogliamo dirlo anzitutto a noi credenti, troppo spesso presi da ciò che succede il Venerdì Santo e poco pieni dello spirito, della profezia, della gioia della Pasqua, ma lo vogliamo anche urlare al mondo intero, che pure sembra ancora immerso nei grovigli di tutto ciò che è stato il processo a Gesù, la sua condanna, l'ingiustizia, la sua morte. La Pasqua di Cristo è una certezza, ma la Pasqua per questa nostra terra è ancora tanto e tanto lontana. Il Vescovo Giampaolo pensa al dramma della guerra in Terra Santa e non solo. E allora l'augurio è che quella Pasqua certa che Gesù ancora quest'anno
regala a noi possa diventare anche un regalo per tutta questa nostra umanità. Appuntamento dunque a domani mattina per la celebrazione della Messa di Pasqua dalla Basilica Cattedrale di San Marco. Vi aspettiamo! E Pasqua anche in tavola con i dolci della tradizione, dalla focaccia veneta alla colomba fino anche a dolci non tipici della nostra terra. Particolarmente apprezzata la pastiera napoletana. Non è solo colomba, è anche pastiera napoletana, mi raccomando, assolutamente ben riconosciuta anche qua nel nord, per cui è un prodotto che facciamo anche noi con il grano, con la ricotta, e diventa veramente un prodotto molto buono ed è apprezzato un po' da tutti. E così anche la pastiera entra in scena nelle tavole dei padovani. Il grande classico napoletano della Pasqua è sempre più richiesto. Eccola qua come si presenta, molto bella, molto ricca, naturalmente ha il candito sul fondo. Nelle pasticcerie artigianali il profumo dei canditi e del grano si mischia a quello classico della focaccia pasquale. La cosa bella in generale è che i gusti si abbinano, vuol dire che il nord è andato verso il sud è andato verso il nostro, e quindi troviamo anche tante novità. E i gusti che abbiamo noi, tra virgolette, invece per quanto riguarda i lievitati, non è soltanto la focaccia classica, quella quindi senza canditi, o la colomba con l'arancio candito, abbiamo usato e usato anche con albicocca e timo, che è molto particolare, è piaciuta tantissimo, il 3 cioccolati che è un nostro must, vuol dire 3 cioccolati diversi, latte bianco e fondente, spettacolare. Con o senza canditi, al cioccolato, glassata e con le mandorle, la colomba resta regina indiscussa della Pasqua. Tanti gusti e quest'anno anche taglie extra large, come quella proposta da Luca Scandaletti. Grande io e anche la colomba, 3 kg, è un formato veramente eccezionale, bellissima, soprattutto bella da poter cucinare, perché quando una colomba da 3 kg ti riesce così bene vuol dire che il risultato del tuo lievito è al massimo, per cui siamo molto contenti. Questa è carina perché la puoi condividere in tanti ospiti. Pasticceria che fa i conti con i costi delle materie prime che fortunatamente quest'anno non hanno al momento subito le ripercussioni dei conflitti mondiali. Fortunatamente dagli anni scorsi a quest'anno c'è stato un calo anche nelle materie prime. Adesso diciamo il burro in linea di massima è un prodotto che era andato alle stelle, veramente aveva triplicato il prezzo, e poi nel corso degli ultimi 2 anni è calato, addirittura quest'anno ha toccato un picco storico in abbassamento a 6 euro al chilo, 5,90, 6 euro. Noi approvvigioniamo prima che succeda che l'evento arrivi, per cui comprandole prima abbiamo anche evitato la guerra. La guerra adesso che c'è in corso, le varie guerre, perché poi in realtà non è solo una, ha fatto sì che i prezzi stanno risalendo e sicuramente lo sentiremo tra qualche mese. E infine non è Pasqua senza il cioccolato, le uova amate soprattutto dai bambini. Anche qui i gusti seguono le mode, le tendenze del momento, come il famoso Dubai Chocolate. 3 cioccolati classico, latte bianco fondente e perché no caramello, e poi abbiamo usato come la stecca che facciamo sempre col Dubai, l'abbiamo fatto ricoperto, quindi 2 gusci di cioccolato con all'interno la croccantezza del Dubai, abbiamo fatto con la nocciola Piemonte, naturalmente delle novità con il Baileys, quindi per i papà avevamo una ganache al Baileys e molto accattivante, che con caramello in mezzo, sempre un fondente parliamo. Ci dispiace, sono tutti finiti, veramente sold out, volevamo spaccarvene uno in diretta ma è finito. Ed è tutto per questa edizione, grazie per essere stati con noi, a tutti una buona serata. Subito dopo la sigla, come sempre, l'appuntamento è con le previsioni del tempo del nostro meteo. Arrivederci.